Stagione ai titoli di coda anche nel volley. Sabato il campo ha sentenziato i play-out per le due rappresentanti femminili del Veneto orientale. In Serie C per San Stino la coda di fine stagione è decisamente un fallimento. Sul parquet della Cenerentola Bassano le liventine disponevano di un autentico match ball per garantirsi la salvezza diretta. Servivano ovviamente i 3 punti che invece non sono arrivati. San Stino ha vinto solamente il tie break, il che non è bastato per scavalcare l'Igevo che si è salvata per il miglior quoziente set. In D femminile invece Concordia non si è lasciata sfuggire l'occasione della vita con il già retrocesso Calima Volley. Le biancorosse si sono imposte per 3-0 garantendosi la possibilità di giocarsi la salvezza nel doppio confronto con il Clodia. Allora coach, missione compiuta. Sì, missione compiuta con un po' più di fatica di quello che ci aspettavamo, siamo partiti piuttosto contratti il primo set e un po' anche il secondo, poi il terzo è stata una formalità. Sapevamo che non sarebbe stato facile perché loro non avevano nulla da perdere, erano qua quasi in vacanza, per cui noi dovevamo sputare l'anima, così abbiamo fatto e adesso arriva il bello. Squadra ovviamente, come abbiamo già detto, che sicuramente ha ritrovato quell'entusiasmo che ci voleva, insomma adesso possiamo dire proprio ce la giochiamo fino alla fine. Sì, come abbiamo detto in settimana, se pensiamo a dove eravamo solo 3 settimane fa, a 7 punti dai play-out, scusate, e adesso ce li siamo conquistati probabilmente anche con 5 punti di vantaggio, quindi con 4 vittorie consecutive, sicuramente il morale è dalla nostra. Adesso vedremo chi dovremo affrontare settimana prossima, chiunque arriverà sarà una partita all'ultimo sangue, come si suol dire, ma di sicuro Pallavolo Concordia non si tirerà indietro. Ecco, guardando appunto a queste ultime 4 vittorie consecutive, magari c'è un po' di rammarico per quello che poteva essere ma non è stato. Beh, indubbiamente quando ci troviamo in una situazione del genere c'è comunque da analizzare la stagione, l'intera stagione, e capire cosa è andato e cosa non è andato. Partiamo dal presupposto che la Pallavolo Concordia era da 20 anni che non giocava una serie regionale, quindi già l'obiettivo dell'anno scorso era importante. Stiamo cercando di mantenerlo per un altro anno, non sarà facile ma è nelle nostre corde. Do un po' di responsabilità all'inesperienza delle ragazze, ne avevamo solo 2 che hanno giocato questa categoria, le altre o prima o seconda divisione, quindi non potevamo chiedere probabilmente di più. Si può sempre fare di più, ma probabilmente quest'anno potevamo chiedere di più. Godiamoci queste ultime 4 partite e affrontiamo con il coltello tra i denti le prossime 2. Diciamo che questa partita l'abbiamo presa un po' con un po' di tensione perché era una partita importante, decisiva, e quindi siamo partiti magari i primi 2 set un po' tese, un po' agitate, però alla fine siamo riusciti a portarli a casa e l'ultimo set invece siamo state molto più decisive e quindi si è notata proprio la differenza di gioco, che non era più un gioco lento ma era al nostro livello, diciamo. Senti, adesso credete più nelle vostre possibilità? Certo, già ci credevamo prima, adesso ancora di più, quindi ci vediamo sabato che avremo la prima partita dei nostri play-out, sperando comunque di poter dare il massimo e raggiungere quindi la salvezza. Non voglio ancora dire nulla, quindi speriamo che sabato vada tutto bene. In C maschile invece Portoguare e VTC hanno archiviato con relativa facilità le rispettive pratiche, per entrambi un 3-0 che li ha fatti volare in finale. La Serie B passerà proprio dal derby.